E ben ritrovati con le notizie del telegiornale della RAI del Veneto, e oggi in apertura abbiamo addirittura un paio di servizi che ci danno buone notizie. Cominciamo dalla sanità, da Padova, dove un uomo ha donato un quarto del proprio fegato al figlio di 1 anno malato di atresia biliare. L'intervento è avvenuto al centro di chirurgia epatobiliare e trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera diretta dal professor Umberto Cillo, che ha raggiunto a Padova la nostra Ivana Godnik. Significa un intervento del genere? Magari per noi è un'emozione sempre enorme, perché quando operiamo sui bambini noi facciamo una chirurgia sull'adulto nella gran parte della nostra attività, ma operare sui bambini è una cosa che colpisce sempre il cuore e dà una pressione straordinaria. 8 ore di intervento, 8 ore nelle quali un papà ha dato nuova vita al figlio, un bimbo di appena 8 mesi, donandogli una parte del suo fegato. L'intervento, diretto dal professor Umberto Cillo, è stato eseguito nel centro di chirurgia epatobiliare e trapianti dell'azienda ospedaliera di Padova. L'eccezionalità sta nel fatto che si tratta di un trapianto da donatore vivente e poi che il fegato sia stato impiantato in un corpicino di appena 10 kg. La cosa più complessa è asportare questa parte di fegato senza creare il minimo danneggiamento, perché deve essere poi il motore che permetterà la vita del piccolo subito dopo l'impianto. E poi la parte più complessa è quella dell'impianto, perché le cuciture, le anastomosi che vengono eseguite sul bambino sono cuciture di dimensioni davvero minime, che noi facciamo col microscopio operatorio, e tutto deve essere perfetto. Il problema principale quando i pazienti sono così piccoli è l'età del donatore, che non deve superare i 50 anni. Proprio per questo a donarlo è stato il padre. Per il papà, che aveva tanta paura prima dell'intervento, è stato brevissimo, per cui in 5-7 giorni credo sia andato a casa e ha recuperato molto rapidamente, proprio perché la quantità di fegato asportata è stata abbastanza piccola. Il piccolo è stato molto di più, è stato ricoverato 1 mese, perché l'intervento è davvero molto invasivo, molto importante. Ora come stanno? Stanno benissimo, sono a casa, noi li vedremo quando faranno, la comunione del militare, spero, più avanti.